Seconda corsa, una condizionata per cavalli di 4 anni, Fabio Enzo Jet, Francadaghi, Fairplay Fox, First Lady La Torre, Forza e Onore GPD. Seconda linea, Friuliano Jet, Fanegai TC, Formidabile, Freeloader CIS, Frida Indal, Fabulous Fin, terza fila, Fraser Joe. Macchina che accelera con Francadaghi veloce. Conquista il comando mentre First Lady La Torre cerca di sistemarsi subito in scia precedendo Fairplay Fox che rimane in terza posizione, mentre all'esterno c'è Forza e Onore GPD. Subito al comando dunque la favorita che completa i 200 in 15,4 e continua a guidare al completamento dei 400 metri iniziali in 30 e mezzo sulla piegata in situazione tattica invariata. Nessuno riesce a progredire con costrutto. Ci prova Frida Indal, 600 intanto completati in 47 da parte di Francadaghi, che è sempre leader nei confronti di First Lady La Torre e Fairplay Fox. Quarta posizione lungo la corda per Forza e Onore GPD, che si è accodato, mentre per corsie esterne agiscono Frida Indal e Fraser Joe. 800 in 1, 1 e mezzo per la battistrada, che va via sul passo ora, completa un chilometro in 1, 17 e 2. 15,7 questo parziale. Continua a guidare tranquillamente Francadaghi nei confronti di First Lady La Torre e Fairplay Fox. Nessuno riesce a progredire dalle retrovie e così arriva il paletto dei 400 finali con un parziale svelto in 14,7 da parte di Francadaghi, che allunga sensibilmente. In seconda posizione c'è ancora First Lady La Torre, ma sposta Fairplay Fox dalla terza posizione, va su First Lady La Torre e intanto Francadaghi ha preso netto margine di vantaggio. Ultimi 150 di gara per Francadaghi, che nel finale allunga ancora. Per concludere, isolata, vince Francadaghi, secondo posto per Fairplay Fox, che sul palo ha nettamente ragione di First Lady La Torre. 2, 1 e 4, 29,4 ancora a chiudere per l'allieva di Francesco Virzì, che vince davvero molto molto bene nel preferito percorso d'avanguardia. Francesco Virzì in sediolo per conto di Ettore Vairani per la scuderia della signora Erinda Salatai.